Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Maria Trevizzana. Oggi ho parlato anche in un'altra pillola di questo circuito radionico per attirare il benessere in senso generale, sia finanziario che fisico che intellettuale che psicologico e via dicendo. Però, come ho già detto in altre pillole, no, la cosa importante, una delle cose importanti è l'alimentazione, ma un'altra cosa importante è il dormire bene. Ho spiegato che un buon materasso aiuta tantissimo le persone a poter ricostruirsi, perché il corpo si ricostruisce di notte. Quindi è inutile cercare di avere un circuito ottimo se poi di notte dormiamo male. Quindi una delle regole principali è avere un materasso che funzioni bene. Si spende un po' di più, ma il corpo si riesce a ricostruire in modo importante. Quindi questa è una cosa. Poi la melatonina, c'è la melatonina radionica, la melatonina che si può acquistare al supermercato o in farmacia. Quindi è importante prima di andare a letto usare melatonina, poi nella mattinata vitamina C, il magnesio, la vitamina D e quant'altro. Andate a vedervi le varie pillole che ho fatto. Ma, attenzione, dai 5 anni in avanti, no? Proprio perché stiamo o abbiamo negli ultimi 20 anni iniziato a cambiare la tipologia di economia e quindi non si va più a lavorare praticamente in fabbrica, ma c'è stata questa esplosione del terziario avanzato, praticamente il ragazzino, dai 5 anni in avanti, è stato calcolato che sta seduto più o meno dalle 18 alle 22 ore. Per seduto intendo dire a scuola seduto, a casa davanti alla PS4, mentre una volta scendeva in cortile a giocare a un 2-3 stelle o a bucare le gomme, insomma, era sempre in attività una volta o a giocare a essere dinozofo, a calcio, quant'altro. Oggigiorno il ragazzo sta parcheggiato davanti alla PS4, all'Xbox, ai social, a TikTok, chiamatelo poi come volete, tantissimo tempo. Quindi è chiaro che se voi usate un circuito del genere, però non iniziate anche ad attivarvi, oppure potrebbe essere il caso che questo circuito vi aiuta ad attivarvi. Ma una cosa importante per questi ragazzi è avere, io sto parlando dei ragazzi, non dei genitori che ormai sono cotti e bolliti, sto parlando dei vostri figli, sto parlando di quei ragazzi, e per ragazzi intendo fino a 18 anni, no? Che possono avere ancora un aiuto. Ripeto, i ragazzi, l'unica cosa che assorbiranno da voi è l'esempio. Voi potete lasciargli anche un impero, ma è il vostro esempio che farà la differenza nel loro subconscio. Mm? Quindi, per chi ha dei ragazzi a cui ci tiene, no? Io consiglio, oltre che un buon materasso, oltre che dargli dei giusti integratori, oltre che attivare o a comprare il ciondolo e attivare i circuiti, consiglio anche di andare ed orientarsi verso delle solette. Perché le solette? Vedete, questa è una soletta, perché questa soletta ha l'arco plantare in modo che non gli diventi il piede piatto o l'aiuta, ma questa è una soletta per un adulto, no? Io non ho i piedi piatti, ma la uso lo stesso. Quindi, per tutte quelle persone che hanno dei figli, gli conviene subito attivarsi e comprarsi una soretta, cioè un paio di sorette per ogni tipo di scarpe che ha. Così che se il ragazzo sta seduto molto tempo, quando cammina, questa soletta aiuta l'arco plantare a non diventare piatto. Questo è un piccolo aiuto che vi dà il nostro marinetto, perché lui poi, se non ha mal di schiena a 30 anni, a 20 anni, è meglio, perché così riesce a dormire, magari avrà anche un buon materasso e si riesce a ricostruire. Quindi i circuiti vanno bene? Sì. Il materasso va bene? Sì. Gli integratori vanno bene? Sì. Ma il ragazzo mediamente sta seduto ogni giorno dalle 18 alle 22 ore, poi dipendenze, ci sono anche ragazzi che stanno seduti molto di meno, ma perché hanno dei genitori che li fanno, come si dice, attivare, fare dello sport, fare del tennis, li fanno suonare il piano, la viola, insomma,
li attivano, ma per tutta quell'altra fascia di persone che parcheggiano i figli e magari hanno il marito che va a giocare a calcetto con i capelli tinti o la moglie che si va a fare le unghie e lasciano parcheggiato il figlio, allora bisogna correre ai dei ripari perché questi ragazzi a 40 anni non riusciranno a dormire per il dolore ai piedi, per l'infiammazione ai tendini dei piedi e per il mal di schiena che si ritroveranno. Allora, attivate i circuiti, vi ho già spiegato questo per togliere le energie negative di casa, quindi cambierete anche attitudine. E questo, se avete un marito un po' lento di riflessi, l'intento, andate a vedere il circuito che spiega come poterli utilizzare. Questi sono importantissimi. E per voi anche, per i vostri figli, dei bei plantari da piazzare in piede perché se il ragazzo ha la pianta dei piedi sana, e lo ripeto, i plantari, se il ragazzo ha la pianta dei piedi sani, molto probabilmente in futuro avrà molto problema di avere una schiena conforme, dritta, sana, dormirà meglio di notte, potrà avere un equilibrio mentale discreto, diciamo discreto, perché poi dopo ci saranno altre cose che spiegherò in altri piloli, ma diciamo che se utilizzate delle solette per le scarpe, un buon materasso, lo fate attivare, attivate i circuiti, siamo a metà del lavoro. Mi ricordo questo circuito per attirare benessere, quindi se invece avete tutti i figli in sovrappeso, li parcheggiate davanti ai social, non li fate attivare, non gli dite di andare a fare la spesa, non gli dite di portare il cane a fare i bisogni, non gli dite di andare giù a prendere la spesa in macchina, andare al supermercato, non gli fate lavare le cose in casa, usate la lavatrice o il bimbi, no? È chiaro che un giorno questi ragazzi sicuramente avranno qualche problematica seria e dopo sapete benissimo chi dovrà intervenire, cioè voi. Bene, cari amici, grazie per avermi seguito e alla prossima. E mi raccomando, scaricate l'ebook gratuito con i vari circuiti di Ildegara Manetto Veneziano.